Buongiorno da Sicilia 24, i titoli di oggi. Vittoria, ragazzo sequestrato da due persone armate e incappucciate, la scena avvenuta ieri sera davanti ai coetanei in un luogo di ritrovo, preoccupazione espressa dal sindaco su Facebook. Agrigento, salgono a 2 gli indagati per omicidio colposo per l'incidente stradale costato la vita a un istruttore di tennis, la buca nell'asfalto, responsabile forse del micidiale schianto è ancora lì. A Ragusa accetta un'offerta di impiego sui social, ma al colloquio viene violentata dal falso datore di lavoro, arrestato 58enne con precedenti per lo stesso reato. Ad Avola, nel siracusano sospeso da uno studente liceale che aveva messo della candeggina nella bottiglietta d'acqua di una compagna di classe. Una bravata senza ragioni. La preside si è pentito. Sanità monta la protesta dei cittadini contro il piano di riordino ospedaliero approvato dalla regione. A Gela scende in piazza anche la mamma di un giovane accoltellato per sedare una rissa e salvato dai medici. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che al Manuzzi contro il Cesena proverà a vincere per mantenere la vetta della classifica. Serie C, il Catania pronto a viaggiare per la trasferta di domenica a Cerignola contro una squadra che nel turno infrasettimanale ha battuto la Salernitana. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con una notizia che arriva da Vittoria. Siamo nel Ragusano, è arrivata questa notizia che poi è stata ribattuta dai siti, da agenzie, ma che è stata anche colta dal sindaco di Vittoria, di un sequestro di persona, un fatto che non sentivamo veramente da tantissimi anni. Si tratta di un ragazzo che è stato sequestrato da due persone incappucciate e armate, sono scese davanti ai coetanei di questo giovane ieri sera, hanno detto tranquilli, vogliamo solo lui. Veronica Barbarino. A Vittoria lo Stato deve tornare a farsi vedere e sentire. Con queste parole il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, tramite social denuncia e racconta lo scioccante episodio avvenuto ieri sera in città. In un luogo abitualmente frequentato da gruppi di giovani, intorno alle 21:30, un ragazzo è stato sequestrato da due individui armati e incappucciati. Secondo le prime ricostruzioni, da due Fiat Panda sono scesi due uomini con il volto coperto e armati di pistola. Hanno chiamato il ragazzo per cognome, confermando di sapere esattamente chi stessero cercando e dichiarando di volere solo lui. Dopo avergli sottratto il cellulare, lanciato poi a terra, lo hanno caricato con forza sull'auto e sono fuggiti, lasciando i presenti sotto shock. Il giovane è figlio di un noto commerciante della città. Le forze dell'ordine sono state allertate immediatamente e hanno avviato le indagini. E di questo naturalmente ci occuperemo nel corso della prossima edizione del nostro telegiornale. Ad Agrigento intanto c'è un secondo indagato per la morte di Marco Chiaramonti, l'istruttore di tennis e padel. Sabato verrà effettuata l'autopsia. Sentiamo. C'è un secondo indagato per la tragedia di San Leone. Ad Agrigento costata la vita Marco Chiaramonti, 50 anni, istruttore di tennis e padel. Dopo il dirigente comunale Alberto Avenia, sotto accusa anche l'architetto Angelo Lezza. Per entrambi l'ipotesi è di omicidio colposo. La sera del 20 settembre Chiaramonti, in sella al suo scooter Honda SH lungo il viale Emporium, ha perso il controllo ed è finito contro un tronco d'albero. Indossava il casco, ma l'impatto non gli ha lasciato scampo. A causare l'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata questa buca sull'asfalto. Una grossa buca che a distanza di giorni è ancora lì, a rischio e pericolo dei centauri. La Procura di Agrigento indaga sulle responsabilità per la mancata o inadeguata segnalazione. Sabato mattina al cimitero di Pianogatta sarà eseguita l'autopsia, mentre scooter e casco sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti tecnici. Sul tronco d'albero dove Marco ha perso la vita, amici e cittadini hanno lasciato fiori, ceri e perfino una pallina da tennis, simbolo della sua passione sportiva. Un'inchiesta complessa dovrà dire se quella morte poteva essere evitata, mentre Agrigento piange un uomo conosciuto e stimato. A Ragusa violenta una giovane donna fingendo di offrirle un lavoro. In cella un 58enne già con precedenti per lo stesso reato. Veronica Barbarino.
Falsi annunci di lavoro per adescare donne. Accade a Ragusa, dove un uomo di 58 anni, già con precedenti per lo stesso reato, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna di 28 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Ibla, l'uomo avrebbe attirato la vittima con una proposta di lavoro per pulizia in appartamenti destinati a locazioni turistiche. Una volta ottenuto l'incontro, ha costretto la ragazza a subire atti sessuali contro la sua volontà. La vittima, impaurita e scossa per la violenza subita, ha avuto il coraggio di reagire e si è confidata con il medico curante e con un familiare. Per il dolore e lo sconforto aveva messo in atto comportamenti autolesionistici, tanto da dover essere trasportata in ospedale. Da qui la segnalazione alle forze dell'ordine che hanno fermato l'uomo. Per la procura, la modalità del reato, la reiterazione e la vulnerabilità della vittima hanno reso necessaria la misura cautelare in carcere, in attesa del processo. Andiamo ad Avola, nel Siracusano, dove è stato sospeso lo studente liceale che ha messo candeggina nella bottiglietta d'acqua della compagna di classe. La preside comunque dice si è pentito. Francesco Aloi. È stato sospeso il quindicenne che ha versato l'acido disincrostante nella bottiglietta dell'acqua di una compagna. Un'amara sorpresa che la ragazza per fortuna ha scoperto in tempo. Tutto è accaduto qui, in questo liceo scientifico, ad Avola, nel Siracusano. Il compagno, che non avrebbe spiegato perché ha compiuto il gesto, si è pentito. Ha espresso proprio la volontà di chiedere scusa alla compagna, alla famiglia e quindi insomma speriamo che sia veramente soltanto un brutto episodio. La studentessa, che ha bevuto soltanto un sorso e si è accorta che qualcosa era presente nell'acqua, è stata subito trasportata in ospedale. Dopo una lavanda gastrica, le sue condizioni non destano la preoccupazione dei sanitari. È stato immediatamente convocato il consiglio di classe straordinario e sono stati presi provvedimenti affinché tutti gli attori di questa spiacevole vicenda siano tutelati. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno informato il Tribunale dei minori. E monta la protesta di cittadini contro il piano di riordino ospedaliero approvato dalla Regione. A Gela, durante una manifestazione proprio davanti all'ospedale Vittorio Emanuele, c'era anche la mamma del ragazzo accoltellato che tentava di sedare una rissa e ha rischiato di morire per le carenze nell'assistenza sanitaria. Gerry Italia. La piazza di Gela oggi non ha parlato solo con slogan e cartelli, ma con storie che pesano più di qualsiasi numero. Storie di cittadini che con la sanità locale, con le sue luci e le sue ombre, hanno dovuto fare i conti sulla propria pelle. Storie come quella di Flavia, maestra di religione e madre di Rocco. Il giovane poche settimane fa è stato accoltellato alla rotonda est di Macchitella mentre tentava di sedare una lite banale. Un colpo alle spalle, un polmone perforato, 4 volte il shock emorragico. Mio figlio è arrivato qua al pronto soccorso, dove ringrazio veramente tutti i medici che si sono attivati in maniera eccellente, ma quando poi non abbiamo le strutture e vedo i medici che si sbattono la testa e non sanno come fare per salvare un ragazzo, e io da mamma che vedo mia figlia che sta per morire, e allora dico a carta di stretta e dico alla Regione: non è giusto, i nostri figli non sono figli di serie C, sono figli di serie A, non diamo colpa perché abitiamo a Gela, noi vogliamo una sanità giusta. La sua testimonianza è un grido che supera la cronaca e diventa denuncia. Avere una sanità efficiente non è un privilegio, ma un diritto che può fare la differenza tra la vita e la morte. Mio figlio ha dato il shock emorragico 4 volte e 4 volte è morto mio figlio e 4 volte è risuscitato. Mamme, dove siete? Perché quello che è successo a mio figlio potrebbe succedere anche ai vostri figli. Questo è il mio appello. Salviamo i nostri figli. E oggi, accanto ai cittadini in piazza, la voce di una madre ha reso ancora più forte la protesta. Gela non chiede promesse, ma risposte. Ed è scontro politico all'indomani del freno della Corte dei Conti sulla delibera che finanzia il ponte sullo Stretto. La maggioranza minimizza, mentre i 5 Stelle chiedono a Salvini di portare in aula i faldoni sull'infrastruttura per una operazione trasparenza. Manlio Viola.
Non partiranno neanche a ottobre i lavori di costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. La frenata stavolta è imposta dalla Corte dei Conti, che non ha dato il via libera atteso alla delibera del CIPES. Al contrario, ha bocciato 2 delibere propedeutiche al ponte e chiesto chiarimenti su altri 6 punti del progetto che riguardano le questioni ambientali, i rapporti con l'Europa e i costi. Le delibere bocciate sono 2, come detto. Da una parte la cosiddetta delibera Airopi, quella che ha sancito il ponte come struttura irrinunciabile e militare. Per la Corte dei Conti aveva bisogno di un visto preventivo. Chiede poi chiarimenti su altri 6 punti. L'amministratore delegato della Stretto di Messina, Ciucci, nega che ci sia uno stop, piuttosto solo normali richieste di chiarimenti e approfondimenti che non riguardano però il progetto definitivo del ponte. Minimizza il governo per bocca del sottosegretario Morelli, secondo il quale si tratta di passaggi normali. Attaccano PD e 5 Stelle, che parlano di governo smascherato dalla Corte dei Conti e dall'Europa, mentre la Lega difende il progetto, ribadendo che non c'è alcuna bocciatura e si va avanti. L'obiettivo è quello di chiudere questa legislatura con 2 anni di cantiere alle spalle. La CGIL si spinge fino a chiedere al governo di ritirare il progetto per evitare danno erariale e procedure di infrazione comunitaria, ma a Landini rispondono Sudano e Carrà. Dalla CGIL consuete farneticazioni anti-italiane. Landini si rassegni, il ponte sullo Stretto si farà e non saranno né la propaganda né i suoi scioperi a fermarlo. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 a Palermo. L'azienda che si occupa della pulizia della città ha assunto oltre 300 nuovi lavoratori, 75 dei quali sono donne. Le abbiamo incontrate. Marco Gullà. Loro sono Giorgia, Federica e Valeria, professione netturbine. Hanno 18, 19 e 20 anni e sono state assunte da poco dalla RAP a Palermo. Fanno parte dei 306 addetti entrati in servizio nell'azienda che si occupa della pulizia della città. 75 sono donne, una RAP in rosa per dare un volto nuovo al capoluogo. Ho dato sempre a tutte loro il benvenuto perché sono felice che ci siano tante ragazze giovani, entusiaste, che partecipano alla rinascita della RAP. Sveglia presto, colazione e lavoro in giro per le strade di Palermo. Noi timbriamo alle 6, riceviamo il nostro servizio, alle 6:30 siamo operativi e torniamo poi in sede abbastanza stanchi, però soddisfatti del lavoro svolto. E con dispiacere a volte troviamo nuovamente la strada sporca non appena è pulita, però invitiamo anche il cittadino a impegnarsi a mantenere la città in ordine per com'è. Ed eccole qui, mentre lavorano in una delle vie centrali della città. Chiedono soprattutto la collaborazione del cittadino. Collabori con noi e a noi fa un piacere. Poi i 9 assunti più gli altri, come dicevo, che stanno portando un apporto determinante, sono tutte persone che hanno una buona volontà. La RAP prossimamente farà altre assunzioni, il lavoro sicuramente non manca. A Catania fino a domenica il 20° congresso dell'Unione Camere Penali Italiane, occasione di confronto sulla separazione delle carriere e la legge di riforma costituzionale che attende l'ultimo sì dal Senato, mentre ricorre il 30ennale dell'uccisione di Serafino Famà. Orazio Longo. Mentre alla Camera dei Deputati passa il testo sulla separazione delle carriere, la proposta di riforma costituzionale della giustizia continua a dividere il mondo politico, civile e anche la stessa magistratura. Il quarto e ultimo sì dovrà arrivare dal Senato e poi sarà necessario il referendum confermativo, ma la discussione rimane accesa in Parlamento, sui giornali, nei corridoi dei tribunali e nei convegni come quello in corso a Catania, dal titolo significativo: La giustizia che sarà, 20° congresso dell'Unione Camere Penali Italiane. Noi abbiamo inteso dedicare questo congresso proprio a tutte quelle tematiche che inevitabilmente coinvolgeranno gli interpreti e gli operatori del diritto e del processo, come quelli della ridefinizione del ruolo del pubblico ministero, del giudice e del difensore nel nuovo assetto processuale che seguirà alla riforma. Quella della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri non è una semplice riforma, ma un completo ridimensionamento della fisionomia dell'ordine giudiziario, spiegano alcuni. Per il presidente della Camera Penale di Catania, Francesco Antille, si tratta di un dibattito vivace. A mettere i puntini sulle i su quello che ci dovrà attendere
per un processo liberale, democratico, in cui il giudice sarà veramente autonomo, terzo ed imparziale. Ci teniamo molto a questo, non intendiamo assoggettare nessuno, ma pensiamo semplicemente che l'autonomia del giudice sia un'autentica garanzia di legittimità per il processo, per la collettività e per gli imputati. Trentennale dell'assassinio di Serafino Famà, durante il congresso la consegna al Teatro Bellini del premio che porta il nome dell'avvocato ucciso dalla mafia il 9 novembre del 95 e un incontro dell'UCP al liceo classico Ospedalieri per rispondere alle domande degli studenti. E prima di fermarci, una notizia dell'ultima ora dalle agenzie. Si è spento all'età di 82 anni Christian, il cantante, per intenderci, di Cara e Daniela, la voce che negli anni 80, nel periodo del suo maggiore successo, fu definita un po' la risposta italiana a Julio Iglesias. Il cantante era ricoverato al Policlinico di Milano, nato a Palermo. Christian poteva vantare una carriera pluridecennale e milioni di dischi venduti, rimane una voce simbolo della musica italiana. Adesso ci fermiamo, una pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che al Manuzzi contro il Cesena proverà a vincere per mantenere la vetta della classifica. Si ferma Ranocchia. Marco Gullà. A Cesena per mantenere il primato e sgasare verso una possibile prima fuga. Il Palermo ha archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia, domani si rituffa nelle acque del campionato. Al Manuzzi sfida contro il Cesena che ha gli stessi punti del rosanero. Dall'infermeria però non arrivano buone notizie per Pippo Inzaghi, si ferma Ranocchia. Gli esami clinici strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, stabilendo tempi di recupero stimati tra i 14 e i 20 giorni. Il numero 10 sarà quindi costretto a saltare le prossime partite di campionato contro Cesena, Venezia e Spezia. Inzaghi sembra orientato a schierare Palumbo e Brunori sulla tre quarti. C'è ancora qualche dubbio, ma i due sembrano in vantaggio sull'Eduaron. Nessuna incertezza invece sulla punta. Al centro dell'attacco ci sarà Poyampalo. In difesa Pierozzi, Bani e Ceccaroni, anche se Peda spera in un posto da titolare dopo l'ottima performance a Udine. Il Cesena, allenato dall'ex Mignani, è formazione solida e caparbia. Domani fischio d'inizio alle 15. Serie C, nemmeno il tempo di disfare trolley e recuperare le energie che il Catania è già pronto a viaggiare. Domenica trasferta insidiosa a Cerignola contro una squadra che nel turno infrasettimanale ha battuto la Salernitana in casa propria. Francesco Triolo. L'avversario probabilmente meno indicato da affrontare in questo momento è per giunta in trasferta. Il Catania, che vuole tornare quanto prima alla vittoria dopo 3 giornate senza, trova un Cerignola galvanizzato dal successo in rimonta alla Rechi di Salerno, uno dei campi più difficili contro l'attuale prima in classifica. Ma i rossazzurri, soprattutto dopo la prestazione di Trapani, hanno confermato che possono competere nelle zone alte, come ha detto anche ieri sera Francesco Di Tacchio, ospite a Sì, sicuramente ci sentiamo pronti per stare nelle zone alte della classifica e sappiamo di essere una squadra forte, per cui ogni partita dobbiamo giocarla con la voglia di dominare l'avversario, ecco. Il capitano si fa megafono dello spogliatoio, dove il rinnovo del contratto di Mimmo Toscano è considerato uno stimolo. Sicuramente il rinnovo del mister è stato un segnale forte e il gruppo l'ha percepito nel migliore dei modi, perché comunque sappiamo l'importanza del mister, quello che ci trasmette ogni giorno nel quotidiano, per cui siamo solo contenti di tutto ciò. Domenica pomeriggio c'è il Cerignola, appunto, e si lavora per affrontare la trasferta nel miglior modo possibile. Veniamo alle altre di Serie C. Trapani ancora imbattuto, prepara la trasferta di Benevento, seconda gara casalinga invece per il Siracusa che ospiterà il Cosenza. Sergio Colosi. Continuità è la parola chiave per Trapani e Siracusa dopo il primo turno infrasettimanale della stagione con la 7ª giornata alle porte. I Granata di Aronica porteranno a Benevento l'imbattibilità di 6 turni con 3 vittorie e altrettanti pareggi, gli ultimi 2 in 4 giorni contro Altamura e Catania. In Campania partita complicata ma non impossibile. Il Trapani, messo sotto dai rossazzurri nel primo tempo e nella seconda parte della ripresa, ha comunque mostrato oltre alla tecnica carattere e determinazione
eliminazione. La difesa ha sofferto e domenica, con inizio alle 15 a Benevento, sarà un pomeriggio di passione, ma Canotto, Fischnaller e Grandolfo possono fare male a chiunque. Aronica dovrà valutare l'eventuale turnover parzialmente utilizzato ad Altamura. Sempre domenica, ma alle 17:30, seconda gara consecutiva al De Simone per il Siracusa, che contro il Potenza ha trovato con merito i primi 3 punti del campionato, mostrando qualità e riducendo al minimo le distrazioni difensive pagate con le precedenti 5 sconfitte. Il Cosenza è avversario scomodo, reduce da un altro 4-1 casalingo contro il Giuliano, ma gli azzurri sembrano usciti dal tunnel della crisi. Difficile il recupero di Contini, ancora fuori Frisenna, Alma e Molina. Con questo servizio si chiude questa edizione del Mattino di Sicilia 24, vi do appuntamento alle 14 per la prossima edizione con molti aggiornamenti da Vittoria, dove vi ricordiamo, vi abbiamo appunto raccontato di un sequestro di persona, il sequestro di un giovane nella serata di ieri. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Luca Ciliberti e vi auguro una buona giornata.